Proseguiranno fino al prossimo martedì 27 luglio compreso gli Open Day organizzati dalla Regione Siciliana per promuovere ulteriormente la campagna vaccinale nell'isola. La popolazione dai 12 anni compiuti in su potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane. Saranno somministrati i sieri Pfizer e Moderna. A comunicarlo è l'assessorato regionale alla salute. L'obiettivo dell'iniziativa, che si affianca alle tante altre avviate dalle ASP e dai commissari per l'emergenza Covid, è quella di immunizzare quanti più cittadini possibile e contrastare la variante virale su tutto il territorio regionale. Intanto sono 520 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 13.152 tamponi processati nell'isola. L'incidenza sfiora il 4%. La Sicilia è sempre terza per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dopo il Lazio e il Veneto, tallonata da Lombardia e Toscana. Gli attuali positivi sono 6.603. Con un aumento di altri 412 casi, i guariti sono 106, mentre nelle ultime 24 ore si tornano a registrare purtroppo 2 vittime che portano il totale dei decessi a 6.021. Sul fronte ospedaliero lieve frenata dei ricoverati, che sono adesso 180, 5 in meno rispetto alla giornata di ieri, ma leggero incremento in terapia intensiva, che adesso sono 22, 2 in più. Nelle varie province siciliane si registra Catania con 107 casi, Ragusa con 103, Caltanissetta con 81, Agrigento con 72, Trapani con 42, Siracusa 38, Palermo 34, Messina 23, Enna 20. Intanto sulla diffusione della variante Delta interviene il vicepresidente della Commissione Sanità, onorevole Carmelo Pullara, sostenendo come occorre avere fiducia degli operatori turistici siciliani impegnati in questa difficile fase e costretti a registrare disdette, evitando allarmismi pericolosi. Per onorevole Pullara occorre invece potenziare fortemente l'attività di vaccinazione dei vacanzieri presenti nel territorio. Basta messaggi contraddittori inviati all'opinione pubblica sull'andamento dell'epidemia. I dati non sono poi così allarmanti e i parametri vanno sicuramente rivisti, tanto più che nella maggior parte dei casi essere positivo al virus non corrisponde a ricoveri ospedalieri.